La nostra idea è quella di costituire una grande banca di sangue di pazienti che si sono ammalati e sono guariti. Loro in teoria hanno gli anticorpi, a noi serve quel plasma con gli anticorpi perché diventa la cura, se dopo tutto sarà confermato, però noi non possiamo permetterci di avere la conferma, girarci indietro e non aver più il magazzino. Né più né meno di una grande banca del sangue dei guariti da Covid. Questo è il nuovo obiettivo della Regione del Veneto. Da quel sangue, o meglio dagli anticorpi in esso contenuti, potrebbe arrivare la cura. Da un lato la prudenza è massima, dall'altro c'è la volontà di anticipare i tempi e non sprecarne nemmeno una goccia. Primo, questo sangue dura 2 anni. Secondo, è comunque sangue che è utile nelle donazioni. Ha qualcosa in più che ci dà anche degli anticorpi che sono un grande valore, che sono gli anticorpi neutralizzanti del coronavirus. A spingere la Regione all'accelerazione i primi risultati in arrivo dagli ospedali veneti, dati già trasmessi alle autorità nazionali. La sperimentazione è stata fatta su 12 pazienti. Mi devo fermare qui e noi abbiamo i dati, però vogliamo prima mandare la relazione con lo studio importante che è stato fatto e dopodiché vediamo anche i dati particolari, però sono pazienti che sono stati trattati assolutamente brillantemente. In attesa delle risposte di Roma, la Regione Veneto, prima in Italia, è pronta a compiere il passaggio. Nelle prossime ore noi inizieremo a rendere, industriale quello che per adesso è stato sperimentale, ovvero ci sarà una chiamata, abbiamo già scritto a tutti i direttori generali per attivarsi con i centri trasfusionali, per raccogliere in via prudenziale il sangue di tutti i pazienti malati che sono guariti. Da qui l'appello del governatore a tutti i guariti che comunque saranno contattati uno a uno dalle ULSS. Mi rivolgo a tutti gli ammalati che sono guariti. Oggi chiediamo agli ammalati che sono guariti in maniera non obbligatoria, ma saranno contattati, di mettersi a disposizione di donarsi per mezz'ora il braccio e ci preleviamo la sacca di sangue, perché noi stiamo costituendo la più grande banca del sangue e per avere il plasma degli ammalati oggi guariti del coronavirus. L'altro capitolo riguarda l'emergenza economica, con l'approvazione di una misura da 30 milioni di euro di finanziamenti regionali agevolati alle imprese, ma cruciale resta il tema delle riaperture, con la trattativa in corso tra Regione e Governo perché si arrivi già nei prossimi giorni a riavviare negozi e servizi alla persona. Stiamo discutendo e proponendo al Governo di affrontare una fase, di transizione che sia intestata alla responsabilità della Regione. E questo sì, se domani mattina mi dicessero la Regione Veneto ci presenti un piano, non dico faccia, ci presenti un piano per l'apertura secondo dei criteri che ha stabilito, noi siamo pronti, ma domani mattina lo presentiamo, anche perché noi vogliamo aprire tutto.